Una grande mossa è appena avvenuta sul mercato dei trasferimenti, e non potete perdervi nessun dettaglio. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutte le informazioni su questo affare che potrebbe avere un impatto sul futuro del Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento. Ora passiamo agli affari. Il Napoli è ancora alla ricerca di rinforzi per l'attacco e un nuovo nome è entrato nei radar, Ange Ioanbonni, del Parma. Sebbene Lorenzo Lucca rimanga l'opzione principale della dirigenza partenopea, il club sta già studiando le alternative e Bonni sembra essere una possibilità valida per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, Bonni ha alcuni vantaggi rispetto a Lucca. In primo luogo, è più giovane, ha soli 21 anni, il che significa che ha più potenziale da sviluppare. Inoltre, il suo valore di mercato è più abbordabile rispetto a quello dell'attaccante dell'Udinese, rendendo più facile la trattativa. Infine, accetterebbe un ruolo da titolare come riserva, cosa essenziale per una squadra che vuole avere una rosa forte e competitiva. La domanda ora è, il Napoli deve insistere su Lucca o investire su Bonni come scommessa per il futuro? Vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi. Quale dei due sarebbe la scelta migliore per rafforzare l'attacco del Napoli? Lasciate un commento e partecipate al dibattito.